Ciao, allora oggi sono a fare un giro per boschi e volevo mangiare qualcosa di caldo, quindi ho deciso di provare i noodle, quelli nel barattolo. Circa un anno fa ho fatto un video di confronto tra i risotti pronti e i noodle. Il video te lo lascerò sotto in descrizione. Avevo fatto una comparazione su tempi di preparazione e quantitativo d'acqua da utilizzare. Questa volta non volevo fermarmi tanto, volevo camminare, però siccome in questi giorni fa un po' freddo, non volevo mangiarmi il classico panino, volevo mangiare qualcosa di caldo. Quindi mi sono portato dietro il fornellino Trangia, l'ho utilizzato nella bush box, anche se non c'era troppo vento, ma più che altro per il sostegno della pentola. E appunto ho provato questi Saikebon Yakisoba, che a differenza degli originali, diciamo, questi si può scolare l'acqua e quindi gli spaghetti, una volta che abbiamo versato l'acqua calda, non continuano a cucinarsi e quindi diventano mollicci. Devo dire che è una soluzione interessante questa, perché non occupa poi tanto posto e veramente qua dice 3 minuti erano pronti, e adesso è l'una, io qui mi sono fermato a mezzogiorno e mezzo, quindi da mezzogiorno e mezzo ho montato la bush box, acceso il fornellino, ho fatto la panchetta qua, ho sistemato un po', mi sono stappato la birra, li ho preparati, li ho mangiati. Ovviamente io perdo un po' di tempo a fare magari qualche ripresa, ma diciamo che in 20 minuti si riesce a mangiare un pasto caldo, decente. Mi sono piaciuti più questi, a dire il vero, di quelli che avevo fatto in padella. E è molto comodo perché non si usano le padelle, quindi 20 minuti, un fornellino ad alcol, una gamella, circa 200 ml di acqua calda, si versano qua dentro, si prepara, si mangia, poi tutte le immondizie si buttano qua dentro, si richiude il tappo, metterò via nello zaino e adesso riparto. Tempo di pranzo mezz'ora, fantastico. Ottima soluzione, di sicuro ci penserò anche per qualche trekking, con magari pernottamento in bivacco, dove si hanno meno comodità di una casera, quindi magari fornellino gas, fornellino alcol, acqua, barattolino e via. Non sono stato ovviamente a leggere gli ingredienti, questo dice che è una porzione da 416 kcal. Sì, non ho letto gli ingredienti per non prendere paura, ma immagino che una volta ogni tanto non possa fare tanto più male di tutte le schifezze che veniamo bombardati ogni giorno. Quindi sarà un po' meno bushcraft, un po' meno romantico, ma è veramente un sistema super comodo, l'ho trovato comodissimo. Adesso metto via, finisco il mio giro, se riesco mi fermo a fare il caffè un po' più giù. E dai, ti lascio ancora qualche immagine, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie.